Prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale. In Veneto sono stati effettuati più di 1400 interventi, 325 vigili del fuoco al lavoro tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, 99 le persone finora evacuate. Nelle immagini girate dagli stessi pompieri l'intervento notturno a Belluno per la rimozione della neve delle strade di collegamento che portano al piccolo abitato di Ornella nel comune di Livinallongo del Col di Lana. Molti passi non percorribili, tanto che ci sono persone che a fatica vengono raggiunte dai mezzi di soccorso in diversi rifugi a Passo Valle, a Passo Giau, circa una ventina le persone da soccorrere, da rifornire o da evacuare. A Santo Stefano di Cadore in Alpago strade da pulire da neve ma anche residui di allagamenti. Nel Feltrino danni sono stati causati dalle forti raffiche di vento con parecchi scoperchiamenti registrati. Da lunedì sera si è intanto insediato in anticipo nel comando di Belluno il nuovo comandante Antonio Del Gallo. Nei diversi interventi per il maltempo i vigili sono intervenuti anche a Torri di Quartesolo nel Vicentino sul ponte sul Tesina per liberare due arcate ostruite da un tronco lungo oltre 10 metri che si era messo di traverso e che fungeva da tappo impedendo il normale deflusso dell'acqua. Un sommozzatore dei vigili del fuoco imbragato si è calato riuscendo a passare una fascia di sollevamento intorno all'albero che è stato poi issato con l'autogru. L'albero è stato in parte tagliato nella parte bassa per poi essere calato a terra sul ponte. Ecco infine la foto che ritrae tra i vigili volontari di Golosaldo che facevano parte dell'equipaggio vittima del crollo del ponte. Stanno bene e sono un po' il simbolo della caparbietà di chi in questi giorni si presta ad aiutare gli altri. Sono da sinistra Jacopo da Campo, Manlio Masoc e Patrick Marcon.